Incredulità e stupore, i sentimenti con i quali il sindaco di Castelfranco stenta ad accettare la notizia che Fabrizio Pozzobon, 51 anni, suo concittadino ed ex leghista, si sia arruolato nell'ISIS. Io conosco Fabrizio in quanto è stato consigliere comunale in consiglio comunale nella fase finale della legislatura d'Ussì, una persona che non lasciava trasparire nulla e quindi io stento anche un po' a credere che sia arruolato tra i militanti dell'ISIS. È una notizia che comunque anche in città ha destato stupore, mi ripeto. Già imprenditore con una piccola azienda di termoidraulica, una famiglia, è partito per la Turchia ed è sparito. Ora il suo nome è nel fascicolo della Procura di Venezia che indaga per terrorismo. Pozzobon sembra possa essere un foreign fighter, un soldato dell'esercito dell'ISIS arruolato in Siria. Attendiamo il proseguio delle indagini per capire se effettivamente è riconducibile ad una dipartita verso luoghi tipo quelli che mi avete indicato voi, insomma. Di lui non si sa più nulla dal dicembre dell'anno scorso, da qui le sue ultime tracce ad Istanbul. Una causa, quella anti-occidentale, diventata la personale battaglia ideologica di Fabrizio Pozzobon. So che era un imprenditore che ha vissuto i momenti della crisi come tanti altri qui nel territorio e che, insomma, per come la vedo io, sembra quasi più una fuga rispetto a una fuga da problemi.